Trovati telespettatori sportivi siciliani con questa trasmissione che vi ha accompagnato durante il corso di quest'anno sul campionato di Lega Pro. Abbiamo parlato del Catania, del Messina e del Trapani, abbiamo anche raccontato una buona parte dei playoff, tra l'altro playoff che purtroppo sono andati male per la squadra catanese, mentre invece adesso in questo weekend si giocherà il play-out sperando che il Messina possa portare via una vittoria da Foggia. Significherebbe chiaramente la permanenza in Lega Pro anche per la prossima stagione. Siamo in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche in contemporanea sulla piattaforma HBB TV di Globus Television. In questa ultima puntata abbiamo qui con noi Salvo Russo. Ciao Salvo, ben trovato. Ben trovato Ettore e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Voglio anche salutare chiaramente il nostro Vincenzo Lacorte che insieme a te chiaramente è stato un fido non collaboratore, sarebbe una cosa troppo riduttiva. Diciamo che abbiamo vissuto insieme questa prima stagione di questa trasmissione che ha cercato di raccontare in un certo senso quello che è il preview delle squadre siciliane. Assolutamente sì, allora certo, chiaramente è stata una stagione travagliata. Molto travagliata direi. Per tanti motivi e per tutte le formazioni siciliane, poi il Catania probabilmente ha cullato un sogno fino alla fine, non è andata così al Trapani che ha dovuto ridimensionare il progetto strada facendo e purtroppo il Messina è ancora invischiato nella lotta per la permanenza. Sono anche molto ottimista sul Messina perché parte con una mentalità comunque molto determinata e questa cosa può venire utile perché chiaramente il Foggia è un cliente molto difficile, tra l'altro giocherà con 2 risultati su 3 la squadra pugliese, quindi insomma la squadra di Gatto deve andare lì a vincere. Allora, purtroppo hai già anticipato quello che è successo nella trasferta di Pescara, ma noi adesso ci guardiamo comunque i risultati dei play-off che sono andati in scena praticamente nella giornata di mercoledì. Eccola qua subito la schermata. La Torres che vince in casa contro l'Atalanta Under 23 2-1, vince anche fuori casa a sorpresa il Gian Erminio con il Monopoli 3-1 il risultato finale. Conoscete già il risultato anche di Pescara. Catania, seppur vincente, purtroppo esce dai playoff. Vince anche la Feral Pisalò contro il Crotone 2-1, ma non è sufficiente per passare il turno. Infatti vanno avanti i calabresi, così come la Vispesaro che vince 4-3 in casa del Rimini, a sorpresa porta a casa un passaggio del turno anche un po' in un certo senso inaspettato. Abbiamo anche comunque il quadro completo dei sorteggi che si sono subito effettuati qualche giorno fa. Gian Erminio che giocherà contro la Ternana, l'Atalanta 23 che giocherà contro l'Audace Cerignola, Crotone Vicenza, Vispesaro Pescara. Il ritorno poi chiaramente si giocherà giorno 21. Allora, siccome abbiamo tante cose da raccontare all'interno di questa puntata, l'ultima della stagione di Stadium Sicilia, partiamo subito con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era a Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Catania che perde a Pescara ed è stata una partita insomma da valutare in tanti spunti. Non so se sei d'accordo, perché ci sono stati momenti importanti in cui il Catania sembrava insomma che potesse veramente superare lo scoglio di Pescara e ci sono stati altri momenti in cui anche il Pescara comunque ha avuto dalla sua qualche palla gol pesante. Vabbè, in verità il Catania ha vinto alla fine dei 90 minuti, certo, per 2-1, perde nel computo totale, cioè nel senso che la partita d'andata era finita al contrario, aveva vinto il Pescara, sì, per effetto del miglior piazzamento in classifica e col vantaggio appunto della partita di ritorno in Abruzzo, il Pescara accede alla fase successiva. È stata una partita tirata, difficile. Tu l'hai commentata per Globus, quindi l'hai anche percepita live. Certo, l'abbiamo vissuta live. Diciamo che lì chiaramente il risultato dell'andata condizionava parecchio
Anche troppo, direi. Sì, ma per quanto riguarda l'aspetto psicologico, la determinazione, il cuore, la squadra di Toscano ce l'ha messa tutta, alla fine è riuscito, dicevamo, a portare a casa questo risultato inutile per i fini poi della qualificazione, ai fini della qualificazione, però certo ci sono stati anche degli episodi che hanno forse determinato un po' l'andamento della gara. Il Catania può recriminare sul fatto che i 5 minuti finali della partita d'andata forse potevano essere gestiti meglio, ma è ormai storia che bisogna consegnare diciamo appunto a questo finale di campionato. La cosa più bella è che comunque non si è tirato indietro nessun giocatore di questo Catania che abbiamo visto a Pescara, ha giocato con molta determinazione. Prima di continuare ancora a commentare questa purtroppo vittoria, ma nello stesso tempo eliminazione, ci guardiamo gli highlights proprio di questa partita con la vittoria del Catania 2-1. Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di fronte Pescara e Catania. 3 giorni fa il blitz al Massimino 1-0, gol di Merola. Le scelte dei due allenatori nel Pescara, Lancini per lo squalificato Brosco, dal primo minuto anche Meazzi, non è al meglio Valzania e Caggiano, preferito a Bentivegna, ospiti con Guglielmotti sulla fascia destra, subito pericoloso all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il cross per il numero 7 di Tacchio. Siamo al 22esimo, recupero palla aggressivo del Pescara, Merola, Ferraris, poi la sponda intelligente di Caggiano per Meazzi, il suo destro che lambisce il palo della porta, difesa da Dini, la prima palla gol costruita dal Pescara. E poi ancora Pescara con vediamo Caggiano, palla dentro per D'Agasso, il sinistro, grande intervento del portiere Dini, protagonista di questa partita classe 1996. Ancora Pescara in attacco con il destro ancora una volta di Meazzi, che è stato il migliore dell'11 biancazzurro. La palla termina non distante dal palo della porta siciliana. 44esimo, vediamo ancora un'azione da parte di Caggiano che va giù nel contatto con il numero 19 Raimo. C'è il rigore che viene assegnato dal direttore di gara Ancora di Roma 1, poi il consulto del VAR, il rigore verrà revocato. Vediamo ancora una volta al rallenti questo contrasto tra Raimo, maglia numero 19, che ha giocato nei tre centrali con l'inserimento di Guglielmotti, e quindi il VAR, c'è il consulto, l'arbitro va a rivedere l'azione e dunque si convince di aver sbagliato, diciamo così. Poi nel secondo tempo c'è questo tentativo da parte degli attaccanti, degli avanti del Catania, e dall'altra parte il tentativo, o meglio la grande opportunità di Ferraris con la parata di Dini che si va quasi ad immolare sul destro a colpo sicuro di Andrea Ferraris. Siamo al 55esimo, è entrato Stoppa che dà più vivacità all'attacco del Catania, la diagonale, o meglio il taglio di Inglese ben controllato nella circostanza da Lancini, palla che termina fuori. Dall'altra parte squizzato, o meglio D'Agasso prende la mira, il gran sinistro e la grande parata ancora una volta del portiere avversario. E poi al minuto 70 il gol dell'1-0 firmato da Di Gennaro, difensore centrale molto esperto, classe 94, lo scorso anno ha vinto il campionato con la Carrarese su preciso invito da destra di Stoppa, che è stato tra i migliori nel secondo tempo dopo il suo ingresso in campo. Qui si fa bucare troppo facilmente il Pescara, probabilmente qualche responsabilità anche da parte di Plizzari che poteva uscire. Vediamo ora il tentativo invece di Merola sulla sinistra, è entrato in area, la palla viene deviata ancora da Di Gennaro. 77esimo il cambio campo, vediamo il tentativo di Bentivegna con la palla che termina di un soffio al lato, Bentivegna che aveva preso il posto di Caggiano. Poi la sortita centrale di Meazzi, la traccia per Tonin in campo al posto di Ferraris, il controllo non impeccabile, poi ritrova la coordinazione, grandissima rete, l'1-1 fondamentale ai fini della qualificazione. Riesce anche a deviare in questa circostanza il portiere Dini, ma non è sufficiente. Tonin torna a segnare dopo tantissimi mesi, l'ultima volta, questo è il terzo gol in
in stagione, l'ultima volta il 21 novembre. Poi ancora Pescara, 21 novembre contro il Milan Futuro in casa. Entra anche De Marco alla conclusione, che però termina altissima, e poi c'è il contropiede con Betiveglia. Il Pescara potrebbe chiudere la situazione, la partita, il suo sinistro, la palla sfiora l'esterno della rete. Siamo al minuto 91, vediamo questo lungo, o meglio questo campanile quasi del numero 77 Dal Monte, entrato in corso d'opera, smanaccia, allontana il pallone Plizzari, poi c'è stato un cross, la sporcatura di un avversario, il gol di Montalto entrato in corso d'opera. Vediamo che l'arbitro annulla perché c'è anche il guardalinee che alza la bandierina, il pallone aveva varcato la linea di fondo campo sul cross di Dal Monte. Ci sarà una revisione da parte del VAR, 5 minuti da attendere, il gol per il VAR sarà buono, 1-2, ma non c'è più tempo, o meglio ci sono altri 5 minuti da attendere. Con grande sofferenza il Pescara perde 2-1, ma approda ai quarti e sarà ancora testa di serie. Vittoria che è servita a poco, da lodare certamente l'impegno bellissimo da parte di tutti i ragazzi che sono scesi in campo sino all'ultima forza, hanno cercato di fare una terza rete, praticamente era quasi impossibile. Cosa ti è piaciuto di questo Catania, a parte questa determinazione dal punto di vista tattico? Ma anche l'atteggiamento non male. Si sapeva che era una partita difficile perché il Pescara poteva gestirla in qualche modo anche sulla pressione del Catania. Catania che insomma nel primo tempo ha anche rischiato qualcosa. È vero che anche il Catania ha avuto la possibilità di aprire la partita. Poi nella ripresa è chiaro che lì bisogna giocarsela. E l'episodio del calcio di rigore prima e poi del vantaggio del Catania hanno indirizzato la partita verso diciamo, quell'agonismo anche un po' esasperato per certi versi, che poi ha determinato altre scelte dell'arbitro non felicissime, diciamo così. Ho capito. Tu dicevi del terzo gol, sì. Probabilmente nel momento psicologico di maggior pressione per il Pescara, sì. Perché il Pescara aveva subito il gol del 2-1 sì. a 6 minuti dalla fine, perché e 6 minuti sono 6 minuti. In pieno recupero, ma la condizione del VAR intervenuto sul secondo gol sì. è una decisione lunghissima. Ha allentato, a quel punto sì. ha allentato tutto, ha allentato la pressione, ha allentato l'adrenalina che in quel momento si era messa in campo. I 6 minuti praticamente non si sono giocati e poi è andata. Ma nell'azione comunque del pareggio da parte del Pescara probabilmente io credo che sarebbe stato forse più interessante avere più determinazione sul contrasto nell'autore del gol, nel senso che per esempio c'è stato Raimo che ha soltanto cercato di allungare la gamba ma non di fare a quel punto un fallo tattico che probabilmente avrebbe permesso magari di evitare il gol. Non so se condividi questa scelta mia. Sì, ma lì vedi, appunto per questo, cioè il Catania stava cercando di proiettarsi in avanti, poi a palla persa per il Pescara diciamo che è stato, hanno sfruttato la loro dote migliore, cioè il gioco in verticale, avendo come punto di riferimento lì davanti un giocatore lesto di gamba che è entrato, quindi era anche, sì. Diciamo, Tonin aveva energie fresche ancora da spendere e lì probabilmente non c'è stata la copertura preventiva proprio sull'asse centrale. Sull'asse centrale, perché Di Tacchio non va a coprire adeguatamente e Raimo si fa un po' sorprendere dal controllo rapido e il tiro. E lì è stato sfortunato anche Dini, perché Dini l'aveva vista, c'era arrivata, ma questa volta non ha potuto fare il miracolo. Assolutamente. Allora, adesso ci sentiamo le parole di Domenico Toscano, molto contento comunque del comportamento dei suoi ragazzi, c'è tanto rammarico e adesso bisogna pensare anche a quello che succederà dopo questa stagione. Dico solo che i ragazzi, quello che ci eravamo detti prima della partita, di crederci, di dare tutto e di uscire dal campo senza nessun rimpianto, e così è stato.
c'è tanta delusione perché nell'arco di 180 minuti, non lo so, ditemelo voi chi meritava o chi no, di passare il turno. È molto difficile dirlo, perché la prima partita, i primi 90 minuti che abbiamo fatto a Catania, non credo che sia stato tanto pericoloso il Pescara. Oggi ha creato forse più dell'andata perché noi dovevamo per forza fare 2 gol. Nella gestione forse del pareggio potevamo fare qualcosa in più e stare più, una squadra esperta come noi poteva stare più lucida, concludere l'azione con stop o magari fare il fallo nella ripartenza del Pescara e tenerla aperta come l'hanno tenuta aperta fino al 98esimo. I ragazzi, devo fare solo i complimenti ai ragazzi e ringraziarli per quello che hanno dato soprattutto in questi playoff. Va dato atto e i meriti anche al Pescara che in campionato ha fatto meglio, ha usufruito del vantaggio della classifica e bisogna fare i complimenti al Pescara che passa del turno. Abbiamo fatto un anno intenso, con tante difficoltà, ma tante. Solo chi l'ha vissute può capire le difficoltà che ha avuto questa squadra. I ragazzi sono stati bravi a rimanere in piedi, a un certo punto eravamo forse quasi fuori dai playoff. Abbiamo recuperato tanti giocatori, la squadra è cominciata di nuovo a spingere fino ad arrivare a questo punto dei playoff nel miglior modo possibile. E ha fatto un playoff secondo me di grande spessore. Poi di quello che è stato, solo chi l'ha vissuto può capire cosa è stata quest'annata per il Catania, per i ragazzi, per noi, per la società, per tutti. Un toscano che insomma ha detto chiaramente che comunque i playoff che sono stati fatti dal Catania sono stati tutti intensi, dove i ragazzi si sono veramente esaltati anche in alcuni momenti, no? Soprattutto nelle prime 2 partite, Potenza e Giuliano. Certo, si è giocato forse probabilmente con la squadra più forte di questi playoff, ho questa sensazione, perché Baldini è uno che difficilmente i playoff li sbaglia, prepara la squadra con una determinazione al di sopra di tante altre squadre. Sì, staremo a vedere. Palermo Certo. Docet, no? Assolutamente, certo, non era un avversario facile da affrontare perché il Pescara ha all'interno dell'11 titolare, ma non solo, poi l'abbiamo visto anche diciamo nei 14-15 giocatori che vengono chiamati, dei giocatori di categoria sicuramente, e soprattutto è una squadra abile a gestire alcune fasi di gioco. Spesso ti dà l'impressione di una squadra che sorniona. Sì, è vero, che attende e poi sì, c'è queste ripartenze. Cinica al momento giusto. Però con quelle ripartenze che sono quasi sempre fatali. È quello, il Catania ha cercato naturalmente di arginare questo nello scontro lungo dei 180 minuti. La partita del Cibeli, se vuoi, è stata molto equilibrata, determinata poi solo da quell'unica azione, l'unico vero tiro in porta. È vero, è vero. La gestione della partita di ritorno, come ha detto Toscano, necessariamente doveva essere questa. Infatti non è stata sbagliata. Secondo me la squadra è stata messa in campo con la mentalità e anche con una tenacia tattica che è diventata fondamentale per fare quella partita. Sì, assolutamente. Lì il discorso è diametralmente opposto. Cioè lì il Pescara giocava comunque su 2 risultati, chiaro, si è messa in fase d'attesa, ha cercato di limitare i danni. quasi gli sbagli del Catania. Poi però al momento diciamo topico ha colpito e purtroppo insomma ha lasciato poche speranze al Catania, che pure, ripeto, torno a dire, nel finale, senza l'episodio dell'intervento VAR così lungo, probabilmente psicologicamente avrebbe avuto qualche Pescara, chance in più per fare il terzo avrebbe gol. magari temuto qualcosina in più e forse lì il Catania avrebbe potuto produrre lo sforzo finale, chissà. Però con il se e con i ma non si va avanti. Non si fa la storia. Non allora si fa tra poco altro. sentiremo il capitano di Tacchio, però abbiamo parlato poc'anzi fuori diretta di Guglielmotti. A me è piaciuto moltissimo i primi 25-30 minuti, è stato molto intenso su quella fascia, ha messo qualche pallone importante. Probabilmente la mancanza di Guglielmotti nella parte finale della stagione si è fatta sentire.
Ma diciamo che Guglielmotti è un giocatore che se in forma fa la differenza e come, perché poi traduce, no, mette in pratica quello che è il, insomma, che sono i dettami di Toscano, no? Soprattutto giocatori di fascia. Purtroppo certo gli infortuni lo hanno condizionato. Anche troppo. Nel finale di stagione è stato comunque quel ruolo, ha avuto comunque in alcuni giocatori che lo hanno sostituito, lungo le fasce. Raimo si è anche distinto. Sì, è vero, è vero. Però avere Guglielmotti con questa gamba sarebbe stato un salto anche di qualità tecnica all'interno dell'11. Assolutamente. Intanto consentiva a Toscano di avere più scelte a disposizione. Guglielmotti ha giocato un primo tempo notevole, poi chiaramente la sua condizione non è ottimale perché era al rientro sostanzialmente. Era impossibile vederlo a quei ritmi per tutti i 90 minuti. Però è chiaro che lì sicuramente è un giocatore che si fa vedere, si fa sentire ed è una spina nel fianco delle difese avversarie. È vero. Abbiamo parlato anche di Capitan Di Tacchio, a me è piaciuto moltissimo comunque la sua prova da vero capitano su tutti i palloni, cercando di spingere sempre di più questa squadra nella speranza magari appunto di fare il terzo gol. Sentiamo le sue parole al termine della partita. Ma l'amarezza è tanta perché comunque la partita oggi stava andando come l'avevamo immaginata. Forse serviva un po' più di lucidità perché il tempo a disposizione c'era, però dispiace aver preso questo gol in contropiede. Ora è prematuro parlare, dire ci riproveremo, perché bisogna smaltire questa delusione, perché comunque ci credevamo, tutto l'ambiente ci credeva, una città intera ci credeva e dispiace non aver regalato questo sogno a un'intera città. Credo che meritavamo qualcosa in più. All'andata abbiamo avuto diverse occasioni, loro sono stati bravi a rimanere sempre in partita, non si sono disuniti e a trovare il gol del vantaggio. Oggi penso che la partita che dovevamo fare era questa, provare ad attaccare dal primo secondo e ripeto, forse è mancato un po' di lucidità dopo l'1-0, perché comunque avevamo le armi per fare male. Diciamolo pure, la lucidità, soprattutto in queste partite dove la posta è importantissima, è certamente fondamentale. E dice bene Capitan Di Tacchio, questa mancanza in alcuni frammenti della partita di lucidità probabilmente è stata l'arma vincente da parte del Pescara che ha portato via questa qualificazione. Ci dobbiamo fermare, tra poco ritorneremo in studio, continueremo a parlare di Pescara-Catania e sentiremo anche la parte abruzzese. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il
galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati, continuiamo a parlare di Pescara-Catania, lo facciamo adesso verso anche coloro che comunque questa partita, seppur perdendola, hanno insomma passato il turno, sono passati avanti, adesso giocheranno con una partita abbordabile contro il Vispesaro, quindi vedono la semifinale molto vicina, ho l'impressione. Attenzione Salvo. perché Vispesaro non ha niente da perdere, è una squadra sbarazzina che gioca e segna tanto. E segna anche troppo, direi. Sentiamo comunque le parole dei tifosi pescaresi e sentiamo anche alcune dichiarazioni da parte di mister Baldini. Un fiume bianco-azzurro qui all'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia. Il Pescara ha ottenuto il passaggio del turno come testa di serie, disputerà i quarti di finale play-off. Il sogno della Serie B si avvicina al triplice fischio nonostante la sconfitta col Catania, l'esplosione di gioia dei tifosi. È stata veramente una sofferenza unica, non ho neanche più la voce, ma ce l'abbiamo fatta, una partita difficile contro un avversario forte, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Che sofferenza, però il passaggio c'è stato. Sì, tutto bene. Luca e Pierluigi, soddisfatti? Sì, molto. Aspettavamo e aspettiamo la B, speriamo. Io ci credo a questa Serie B. La squadra ha giocato bene e credo che comunque non ce n'è per nessuno nei playoff perché la squadra è ripartita. La squadra sembra un Frecciarossa, quindi che dobbiamo dire? Forza Pescara! Siamo un bel Pescara. Siamo scesi un po' il secondo tempo, però penso che questa squadra si merita i playoff e si merita anche di andare in Serie B. Partita difficile perché il Catania è una squadra forte, sapevamo che se volevamo superare il turno bisognava essere bravi a intanto andare a Catania e giocarcela, e con un pizzico di fortuna ci siamo riusciti, che abbiamo fatto una vittoria importantissima e quindi giocando in casa avevamo ancora la possibilità di perdere, oltre al pareggio e alla vittoria avevamo anche la possibilità di perdere con un gol di scarto, e così è successo stasera perché poi il calcio ha fatto dei bisogni. Ma al di là di questo, come ti ripeto, in tutti gli episodi c'è sempre quel pizzico di fortuna o sfortuna. È andata così, siamo contenti, e anche del secondo gol di loro, per i guardialini la palla era fuori, ma il VAR invece ha detto che la palla è dentro, quindi vedi, sono gli episodi, ci bisogna avere sempre quel pizzico di fortuna, perché lì è questione di 1 centimetro, non è questione 20 centimetri, perché sono state anche tanto prima di decidere come era, perché la palla deve superare tutta la linea. E quindi dai, con un pizzico di fortuna che ci vuole alle squadre che devono andare avanti in questo torneo. E tra l'altro ho visto che le terze classificate sono state eliminate, quindi domani al sorteggio saremo testa di serie e ci permetterà di avere ancora 2 risultati, che è una cosa non da poco conto, perché è come fossimo arrivati terzi, cioè come miglior terza. Perché... E quindi questo può essere un segnale che la strada è giusta, ma credo che il segnale più forte che ha dato la squadra nei momenti in cui abbiamo giocato veramente, che abbiamo giocato la palla e l'abbiamo giocata con intelligenza e con un certo dinamismo, e dai, il portiere di loro gli è stato bravo, ma bisogna riconoscere che per battere il Catania ci voleva anche un pizzico di fortuna, perché insomma la squadra del Catania è una squadra composta da una rosa forte, da un allenatore vincente, quindi non era facile per noi. Salvo, mister Baldini continua a dire che comunque il Catania è una bellissima squadra e che la componente fortuna è stata fondamentale per passare il turno.
Sì, Baldini, diciamo, l'onestà di Baldini l'abbiamo attestata, riconosciuta, evidentemente lui stesso si è reso conto, no, delle difficoltà che a cui poteva andare incontro la squadra del Pescara e lo ha detto, cioè le partite erano sostanzialmente molto equilibrate, si giocava sul filo dell'equilibrio. L'episodio dell'andata poi ha gli episodi, scombinato. Diciamo, tutti gli episodi hanno determinato questo risultato che è sfavorevole al Catania, ma come ha detto Toscano, lo stesso Di Tacchio che noi abbiamo intervistato e abbiamo salutato a fine partita, così come abbiamo fatto con Baldini, è chiaro che Toscano ha detto ho poco da rimproverare il giocatore, anzi nulla, anzi li devo solo ringraziare. Alla fine abbiamo visto anche le lacrime sincere di tanti protagonisti, dello stesso Toscano che era visibilmente teso, emozionato perché si è reso conto soprattutto del fatto che ha sentito l'affetto e il calore del pubblico, diciamo per tutta la stagione, anche se in un momento c'è stato anche un po' di contestazione quando i risultati non venivano. Vabbè, quando la squadra aveva anche dei problemi di rosa a tutti gli effetti, le prestazioni non venivano per tanti motivi contingenti. Poi nel finale di stagione questo strappo si è ricomposto, la squadra si è di nuovo data sostanzialmente in mano ai tifosi. Ottenendo un quinto posto che poi alla fine per fortuna è diventato anche fondamentale. No, ma ottenendo un quinto posto e non c'è da sottovalutare, perché poi per le statistiche conta poco, ma il Catania ha inanellato nelle ultime uscite stagionali tra campionato e playoff 6 vittorie consecutive, è uno score da squadra di grande primato. Tornando a Toscano, per chiudere ti volevo dire che poi la grande commozione è anche come dire, forse anche un pizzico d'orgoglio quello di aver ricevuto un attestato di stima alla vigilia di Pescara Catania al Massimino, 2000 tifosi che sono stati lì partecipi per una sostanzialmente seduta d'allenamento e lì c'è stato il grande affetto del pubblico di Catania. Ecco, forse vedendo la stagione prossima che ormai è alle porte bisogna ripartire da tanti piccoli tasselli, il primo forse è questo. Tra poco parleremo anche di quelli che saranno i progetti del Catania, perché c'è qualche news, perché adesso dobbiamo sentire anche comunque il presidente del Pescara contento e pure anche di questo abbinamento contro la Vis Pesaro. È arrivato il sorteggio, è arrivato l'avversario del Pescara nel secondo turno nazionale, sarà la Vis Pesaro. No, ho detto ieri sera che speravo non fosse nessuna delle squadre che facevano parte del sorteggio, perché sono rimaste quelle che hanno fatto meglio, per cui sono tutte forti. La Vis Pesaro l'abbiamo incontrata già 2 volte, va bene come sarebbe andata bene un'altra squadra. Forse a livello logistico è meglio perché siamo più vicini, non abbiamo da fare grandi corse perché comunque sono 3 giorni di differenza, quindi dal punto di vista logistico sicuramente meglio la Vis Pesaro. È arrivato questo avversario che però in campionato il Pescara non è riuscito a battere nelle 2 partite. Sì, ma all'andata diciamo che la partita l'hanno vista tutti, anche loro. È andata così, però nel girone di ritorno l'abbiamo pareggiata in casa sempre in 10, abbiamo giocato 2 partite in 10, quindi speriamo di giocare 2 partite in 11. Ci piace questa battuta finale del presidente del Pescara, speriamo di giocare 2 partite in 11 e quindi ci fa capire che insomma anche la partita contro il Vis Pesaro non sarà certamente facile. Abbiamo parlato anche dunque delle squadre che passano il turno, ci guardiamo la Goal Collection e poi subito dopo la pubblicità parleremo del Messina. La Feralpisolò batte il Crotone 2-1 nella gara di ritorno di questo primo turno della fase nazionale playoff di Serie C. La partita si sblocca alla mezz'ora circa grazie al gol di Vitale. Crotone in vantaggio, ma Zennaro pareggia al termine del primo tempo e manda tutti a riposo con questo risultato. Nel secondo tempo Di Molfetta lo fa bellissimo, gol in rovesciata del numero 10 della Feralpi che segna il gol del 2-1, ma non basta passare al prossimo turno, è il Crotone di Longo.
La Gian Erminio vince anche nella gara di ritorno al Veneziani di Monopoli, finisce 1-3 per la squadra di Gorgonzola, primo tempo che è terminato 0-0 e con il Monopoli in 10 anche in questa gara di ritorno. La partita però la sblocca comunque il Monopoli con Bruschi proprio come all'andata, ma il vantaggio dura una manciata di minuti perché Tirelli pareggia per la Gian Erminio, poi raddoppia con Marotta e Giana in vantaggio di un gol anche a Monopoli. Nel finale spazio anche alla rete di Stuckler che segna anche nella gara di ritorno, finisce 1-3, complessivo 2-6 per la squadra di Gorgonzola che passa al prossimo turno. Il Catania vince all'Adriatico di Pescara contro il Pescara di Baldini, ma non riesce a passare il turno, passa invece al prossimo turno il Pescara grazie al miglior piazzamento in classifica in regular season. Anche qui il primo tempo termina 0-0, nella ripresa a sbloccarla è la squadra di Toscano, avanti con Di Gennaro al minuto 72, ma il Pescara la riagguanta segnando con Tonin che pareggia i conti. In pieno recupero non basta il gol di Montalto per l'1-2 Catania. Il Pescara perde ma conquista il prossimo turno dei playoff. La partita più spettacolare di questi playoff, di questo primo turno nazionale, Rimini-Vispesaro finisce 3-4, partita bellissima allo stadio Romeo Neri di Rimini, primo tempo horror del Rimini che subisce prima il gol dell'1-0 con Paganini, poi il raddoppio del capitano della Vispesaro Di Paola e anche Okoro si inserisce nella lista dei marcatori segnandolo 0-3. Il Rimini prova a riaprire i conti grazie al gol di Langella al termine del primo tempo che si chiude 1-3. Nel secondo tempo riapre completamente il discorso il Rimini con l'autogol di Bove, ma non basta perché la Vispesaro torna sul +2, Tavernaro segna il gol del 4-2 nel finale, Parigi nel recupero segna il gol del 3-4, ma non basta, la Vispesaro segna un gol in più e vola al prossimo turno dei playoff. Dopo la storica vittoria nella gara di andata per 7-1, l'Atalanta Under 23 perde contro la Torres al Vanni Sanna, finisce 2-1 per la squadra sarda, l'1-0 è segnato dal portoghese Varela nel primo tempo. Nella ripresa trova anche il 2-0 la Torres, sempre con Varela, ma chiaramente le distanze sono enormi. L'Atalanta nel finale trova anche il gol del 2-1 segnato dall'argentino Matteo Scheffer. Finisce così al Vanni Sanna, vince la Torres, ma a passare il turno è l'Atalanta Under 23. Abbiamo dunque visto la goal collection riguardante questo primo turno nazionale. Adesso ci fermiamo, ultima pausa pubblicitaria, rientreremo subito per parlare del Messina e poi si concluderà con i saluti. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia, a Catania in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Parliamo subito del Messina perché abbiamo anche la possibilità di farlo. Messina che giocherà una partita, attenzione, che sulla carta è molto difficile, però è anche vero che questo Messina ha già vinto proprio nella parte finale della stagione a Foggia. Secondo te come può andare? Allora, intanto è l'ultimo atto di quest'annata tra due formazioni che hanno sofferto e continuano a farlo al di là del campo, perché poi
finita questa sfida ne inizierà un'altra. Quella forse è anche più difficile. Che è quella più delicata e più difficile per tutte e due le formazioni, perché a livello societario chiaramente Messina e Foggia debbono risolvere parecchie cose. Domani in campo la sfida non sarà facile. Non sarà facile, è vero. Sarà una sfida equilibrata. Partita d'andata 0-0, partita d'andata 0-0, lì il Messina forse avrebbe potuto usare qualcosina in più, non c'è riuscita. Sono due formazioni che sostanzialmente si equivalgono. Ad inizio stagione, ma a metà stagione il Foggia sembrava formazione di categoria tranquilla, poi è scivolata. Mentre il Messina ha sostanzialmente giocato una stagione molto molto difficile. Travagliatissima. È travagliata. Certo, domani anche qui, no? Probabilmente, sicuramente, ma funziona così nel calcio, magari sarà un episodio a decidere il tutto. È vero. E da siciliani ci aspettiamo, ci auguriamo che se l'episodio decisivo proprio deve arrivare sia in favore dei giallorossi. Siamo quasi nella parte conclusiva della nostra trasmissione, subito il servizio prepartita per Foggia-Messina. Un'intera città spinge, consapevole di quanto la salvezza del Foggia, tutta ancora da ottenere sul campo, possa rappresentare anche il salvataggio del club. Contro il Messina sabato pomeriggio i rossoneri si giocano la permanenza, ma nelle loro mani anche il futuro di una società che nella malaugurata ipotesi di una retrocessione rischierebbe di andare incontro alla scomparsa. Tifosi in trepida attesa, pronti a riempire lo Zaccheria, e città tappezzata di striscioni con l'esplicito invito a riempire gli spalti. Foggia dunque si prepara a vivere un pomeriggio fondamentale, un vero e proprio appuntamento con la storia, quella ultracentenaria del club, che passa inevitabilmente per 90 minuti destinati a tratteggiare quello che sarà il futuro. Intanto da oggi tagliandi in vendita, i prezzi sono gli stessi praticati durante la stagione regolare, concesso il diritto di prelazione agli oltre 4.000 abbonati. Da domani pomeriggio invece via la vendita libera. Sugli spalti dello Zaccheria sabato pomeriggio dovrebbero essere circa 10.000 gli spettatori pronti a spingere il Foggia verso il traguardo salvezza, il minimo sindacale per un'annata che un po' tutti non vedono l'ora di mandare in archivio, in attesa di un futuro che, si spera, possa tornare a donare il sorriso ad un popolo che nel frattempo è pronto per riempire lo stadio e stringersi attorno unicamente ai propri colori. Ci si gioca tanto, quindi magari può accadere, però l'importante secondo me è essere coscienti della situazione, capire dove si è sbagliato e cercare di fare meglio la prossima volta, visto che abbiamo ancora 90 minuti da giocare tranquillamente. Io lo so, i ragazzi lo hanno capito, e forse un po' di pressione è stata dettata anche da quello, ma non significa niente, ci dispiace, perché volevamo tutti noi regalare, sia per noi che per tutta la gente che è venuta a vederci, regalare un risultato positivo, ma comunque sia, anche se avessimo vinto, comunque si doveva partire sabato prossimo e rigiocare un'altra guerra, quindi su questo dobbiamo essere concentrati e focalizzati sulla prossima partita. Diciamo che dobbiamo essere un po' più veloci magari nella manovra, perché siamo stati un po' lenti e magari quando troviamo lo spazio chiuso non per forza entrare, magari fare un ulteriore giro palla ci potrebbe aiutare, ma queste sono cose che vedremo poi rivedendo la partita. Magari questo è quello che è l'impatto che posso avere inizialmente io dal campo, però rivedendola sicuramente capiremo meglio come metterli insieme. Siamo già comunque ai saluti, ne approfittiamo anche per collegarci con il nostro direttore di testata di Globus Television, Enzo Stroscio. Enzo, ci sei? Buonasera. Eccoci Enzo. Qua, allora, chiusura con i fiocchi. Chiusura con i fiocchi, nel senso che
ci auguriamo che a Messina vada bene, siamo un po' amareggiati per il Catania, ma abbiamo già ampiamente parlato di tutto questo. Faccio una considerazione, un'ottima scelta questa nostra editoriale di fare Stadium Sicilia con la tua conduzione assieme a quella nostra con Enzo Lacorte, Salvo Russo e me. Abbiamo fatto veramente un buon pabulum sportivo che interessa le squadre siciliane e ci prepariamo, non so come, ma meglio per l'anno prossimo, perché avremo altre tensioni importanti con qualche squadra in più, quindi vediamo come possiamo ridisegnare Stadium Sicilia, perché è una trasmissione molto seguita. Grazie direttore. Che dirti? Allora adesso ci prendiamo una pausa giusta di riposo estivo e poi di nuovo giù a pensare di accompagnare i siciliani con le loro squadre in Lega Pro. D'accordo, salutiamo i nostri telespettatori, ci prepareremo, noi ci riposiamo preparandoci. Certo, è vero. Grazie direttore, arrivederci. Grazie dunque ad Enzo Stroscio, grazie anche a Salvo Russo, grazie anche a Vincenzo Lacorte che insieme a te insomma si è alternato alla co-conduzione di questo programma. Cosa ti porti in vacanza? Un po' di lavoro. Un almanacco sul Catania. Sì, ci sarà tanto da fare, da sviluppare e da capire anche. È vero. Grazie di tutto, Salvo. Grazie Ettore a te e grazie ai nostri telespettatori. Bene, chiudiamo qui dunque la nostra puntata, la 21esima di questa prima stagione di Stadium Sicilia. Lo ha già fatto il direttore, continuo a rinnovare comunque i ringraziamenti chiaramente a tutta la redazione, a Gaetano Ligreggi che ha anche collaborato all'interno di questo progetto tecnico. Grazie per essere stati con noi. Con Stadium Sicilia l'appuntamento è per la prossima stagione.